1, 2, 3, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between, counting 1, 2, 3, Peter Pan. Centro commerciale Torri d'Europa, sesto casting di Mr. Topolini, siamo con Raffaele Pelizzo, il tuo numero? 38. Allora ti chiedo subito come sei arrivato a questo concorso. E tramite delle amiche che facevano Miss Topolini e poi ho visto la prima edizione di Mr. Topolini e ho detto vabbè proviamo, magari. Hai già fatto qualcosa nel mondo della moda? Assolutamente no. Ti piacerebbe? Sì, perché no? Allora ti chiedo progetti per il futuro. E mettere su casa e famiglia. Ma sei giovane, quanti anni hai? 21. È presto, sei già fidanzato? E esco da una storia di 3 anni e un mese. Però vorresti ritrovare un'altra fidanzata. Esatto. Invece il lavoro? Lavoro alla Grandi Motori, Varzila, faccio l'operaio, fisso, indeterminato. Ti piace? Abbastanza. Tempo libero invece cosa fai? Calcio, pallavolo, mare con gli amici e divertimento. Sei molto sportivo. Calcio, che squadra tifi? Raccontami. Inter. Invece un pronostico per i mondiali? E vince l'Olanda, dai. Vince l'Olanda, ma chi va in finale? Olanda-Argentina. Va bene, vedremo allora come andrà. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per il concorso. Vuoi salutare qualcuno? No, nessuno. Nessuno. Allora salutiamo tutti gli ascoltatori. Lui era Raffaele, ricorda il cognome ancora? Pelizzon. Numero 38, aspirante Mr. Topolini per l'edizione 2010. Let's make a team, make 'em say my name.